Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno con la rassegna stampa, qui con voi fino alle 9:30 ci sarà Matteo Gazzoli insieme a Marco Rubeo. Buongiorno a tutti. Salutiamo ancora Antonino Danna che siamo tenuti a sostituirlo ancora per oggi. Bene, partiamo subito con un po' di notizie, una carrellata di news. Sì, prima però vorrei leggere un messaggio che ci è arrivato ieri. Ci sono arrivati tanti messaggi che purtroppo non abbiamo fatto in tempo a leggere in diretta. Volevamo ringraziare Marco, un ascoltatore, che ci scrive: buongiorno, voi due cultori dei piedi non siete male alla rassegna stampa. Grazie Marco, grazie, perfetto. Evidentemente Marco è un ascoltatore dell'altra nostra trasmissione dei Barbari Eleganti e lo ringraziamo per il pensiero. Bene, allora partiamo subito con la rassegna stampa. Allora, Gazza, quali sono i fatti principali di cui hanno parlato i giornali stamattina? Sicuramente oggi la notizia principale, che viene ripresa un po' da quasi tutte le prime pagine, è quella di Putin, quindi le telefonate di Putin a Trump, in cui il Corriere della Sera titola: Putin-Trump, colpirò l'Ucraina. La prima telefonata tra il Papa e lo Zar. Leone XIV, Mosca faccia un gesto per la pace. Il Cremlino accusa Kiev di terrorismo e annuncia ritorsioni per i raid sulle basi aeree. Zelensky pronto all'incontro tra leader. Quindi insomma, ci sembra di capire che non si in maniera perfetta, ma poi allora, il Fatto Quotidiano, Fatto anche Quotidiano, qui riprende la notizia di Putin, scrive in prima pagina: tra Kiev e Iran, giro di telefonate su vari fronti bellici, qualcosa si muove, Putin parla con Trump e Leone. Pace non subito, Donald preannuncia la rappresaglia russa, lo zar negoziare e rimuovere le cause di guerra. Parolin, Santa Sede disponibile. Questa è una disponibilità della Santa Sede che viene comunque rimarcata ogni volta che si parla del conflitto in Ucraina. Come la commenti questa? Certo, sia per appunto la questione ucraina, che va avanti da ormai 3 anni, che per il conflitto israelo-palestinese, i giornali stanno riportando in maniera abbastanza unanime la disponibilità della Santa Sede, anche grazie al nuovo Romano Pontefice Leone XIV, di essere una parte attiva nei negoziati. Se prima la Chiesa Cattolica aveva un ruolo, insomma, propositivo, ma che si limitava a degli appelli di pace, adesso sembra che ci sia una disponibilità diretta proprio a far parte dei negoziati. Sì. Ricordiamo, l'abbiamo detto anche ieri mattina, ricordiamo lo storico incontro all'interno della Basilica di San Pietro tra Donald Trump e Zelensky. Adesso sembra che il nuovo pontefice sia lì in prima linea, in prima persona per aiutare, quantomeno aiutare le parti a trovare una quadra. Esatto, sulla guerra in Ucraina, ma anche su vari fronti bellici, no? Sì, soprattutto Quindi sul Medio Oriente. Medio Poi Oriente, ovviamente lì sta nella disponibilità delle parti. In questo momento da entrambe le parti sembra che non ci sia tutta questa disponibilità di arrivare fin da subito a un accordo definitivo, però certo rispetto a qualche mese fa, qualche passo avanti è stato fatto. Esatto. Fino a qualche mese fa, in cui né Putin né Zelensky voleva avere a che fare con nessuna delle parti che si proponevano. Importante anche il vertice con Meloni prima del Consiglio dei Ministri. L'Unione Europea dirotta i fondi del PNRR sulle armi, la NATO vuole il 5% del PIL e scoppia la rissa, ovviamente tra virgolette, non la rissa vera e propria, la rissa nel governo. No, quella è scoppiata per un altro ieri. motivo ieri. Esatto. Ne parleremo Merz dopo. dice di no. Merz dice di no. Bene, vediamo altri giornali. Allora, il giornale. Il giornale apre con parte con il decreto sicurezza, di cui dopo parleremo. Esatto, perché anche su quello c'è tanto da dire. In merito a questo fatto dice: Putin sente Papa e Trump, ma la tregua resta lontana. Quindi la posizione del giornale è un po' più scettica. Sì. Però comunque, ripeto, rispetto a mesi fa in cui non sentiva né il presidente degli Stati Uniti né... È evidente come ci siano dei passi in avanti, no, verso una pacificazione del conflitto in Ucraina. Sicuramente il ruolo della Santa Sede, che se ne dica, è fondamentale in questo senso.
assolutamente. Vediamo se il Tempo dice qualcosa su questo fatto. La tregua si tratta al telefono, Leone XIV chiama Putin e lo zar parla con Trump. Ok. Poi, La vabbè, la Repubblica. Repubblica, Putin a Trump e Papa, niente pace. Ecco, la Repubblica invece è un po' più drastica sulla situazione, quasi come se facesse il tifo Esatto. per questa cosa. E anche la Stampa, Putin chiama il Papa, no alla pace. Allora, se andiamo a vedere la Repubblica, telefonate dello zar con Leone XIV e il presidente USA che rivela: "Mi ha detto che risponderà agli attacchi ucraini. Appello dal Vaticano, serve un gesto". Il Cremlino insiste: "Kiev terrorista, non può esserci lo stop alle armi immediato". Okay, quindi la Repubblica pone di più l'attenzione sulla insomma, sulla posizione abbastanza dura che continua a tenere il Cremlino contro il governo di Kiev. Vladimir Putin parla con il Papa e con Trump e a entrambi ribadisce: "Niente pace immediata perché Kiev è terrorista". Allora Gaz Repubblica è su un'altra posizione completamente, no, certo. rispetto alle altre prime pagine, però, ehm, Nella telefonata avuta ieri con Leone XIV, che chiedeva un gesto significativo per la risoluzione del conflitto, il presidente russo, ringraziando per la disponibilità vaticana per i colloqui, ha accusato l'Ucraina di volere un'escalation. Stesso tono nel colloquio con il presidente americano. Trump ha riferito: "Mi ha detto che risponderà agli attacchi ucraini". Quindi, insomma, ci sembra di capire che Putin ringrazia per la disponibilità, vede dei passi in avanti, però comunque rimane sulle sue posizioni e certo, non ha intenzione di le tensioni arretrare. comunque rimangono. Certo, certo. Cioè, i rapporti tra il Cremlino e il governo di Kiev sono comunque, insomma, seri. Poi allora, La Verità titola in prima pagina con un articolo molto interessante: "1 miliardo in 10 anni, però solo a certe testate. L'Unione Europea foraggia giornali e TV perché incensino l'Europa". Questo è un argomento interessante che secondo me dopo possiamo Anche perché trattare da bene. notare come l'abbia ripreso solo La Verità. Sì, E sì. le altre testate giornalistiche, gli altri quotidiani oggi nessuno ne parla in prima pagina, La Verità invece lo cita apertamente e, scrive: "Un report svela l'ipocrisia. Bruxelles fa la morale sulla libertà di stampa e poi influenza l'informazione a suon di milioni. In Italia ha beneficiato in particolare l'agenzia ANSA, Il Sole 24 Ore e chissà come mai la solita Repubblica". Bene, bene, allora dopo direi, se abbiamo tempo, di andare a leggerlo per bene questo articolo. Poi, abbiamo l'editoriale di Belpietro che riprende un po' la notizia di cui che accennavamo ieri sulla polemica tra il cardinale Zuppi e lo Stato italiano per la riforma dell'8 per 1000 che alla fine si è scoperta che è stato fatta dal governo Conte 2, benissimo. Poi ecco, riguardo alla vicenda, Putin chiama il Papa, ma prepara la vendetta. Il presidente russo Leone XIV: "Voglio la pace, è Kiev che cerca l'escalation". Ecco, ecco. Telefonata anche con Trump che accetta il suo aiuto sul nucleare iraniano e dice: "Mosca farà rappresaglie per i raid sul territorio russo". Ecco. Ecco. Eh beh, sono anche magari leggeri punti di vista Sì, differenti, alla no, fine dicono quindi, tutti la stessa cosa, ma un po' ognuno pone esatto, un po' l'accento tutte le prime su pagine in generale riprendono le notizie, la notizia di Putin, della chiamata col Papa, però c'è chi è un po' più scettico, chi sì. invece parla più di vendetta come La Verità, chi Chi invece parla più rimane di regime terrorista di Kiev. esatto, chi invece rimane un po' più neutrale e si siede un attimo a vedere come si evolve la situazione. Diciamo che, è una situazione sicuramente delicata Sì, perché, rispetto a qualche tempo fa qualcosa sta cambiando, lentamente però già che ci sia un dialogo e già che ci sia stato un intervento da parte della Santa Sede, ribadiamolo, quello è sempre quello è importante. fondamentale al fine di ottenere poi una pace condivisa tra le parti, Sì, no? sì, ma anche perché, molto spesso le persone pensano che la Chiesa cattolica abbia solo una funzione di cura delle anime o di aiuto ai poveri.
quello che molto spesso non ci si ricorda è che la Chiesa Cattolica ha da sempre un ruolo fondamentale nella politica internazionale, nei rapporti internazionali, soprattutto con i paesi più poveri. Ci sono paesi dell'Africa dove la Santa Sede cioè dove se si deve entrare in contatto con certi gruppi e certi territori, la rappresentanza diplomatica di riferimento molto spesso non è quella di quel singolo Stato, ma della Santa Sede, che Esattamente. per le sue missioni umanitarie ha sicuramente più contatto con il territorio. Qui stiamo parlando dell'Ucraina, però si potrebbe parlare anche del Medio Oriente, sicuramente va tenuta in considerazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Oh, qui però leggo un articolo sempre riguardo alla Chiesa Cattolica, anzi alla Santa Sede, un articolo molto interessante che magari possiamo accennare prima di passare al prossimo giornale. Sì, il non expedit del segretario di Stato Parolin chiede a Schlein e Landini: non vada a votare i referendum. Come saprete, Bellissimo, Gaz. questo fine settimana, l'8 e il 9 giugno, Si andrà tutti al mare? cioè si andrà tutti al mare. In teoria dovrebbe esserci il referendum, però ecco, molti sicuramente non andranno a votare perché di fatto si tratta di una pagliacciata. La Verità titola appunto questo gelo tra Parolin e la Schlein e Landini, proprio perché Parolin ha annunciato che neanche lui andrà a votare il referendum, nonostante gli appelli della CEI sui quesiti referendari, piomba il non expedit del segretario di Sì, gli Stato appelli della Parolin. CEI, più che gli appelli della CEI, gli appelli di Zuppi, Gli diciamolo, appelli che di lui si è Zuppi. schierato fin da subito a Vabbè, favore dei Zuppi referendum. si Ovvio, conosce. il candidato del PD al soglio pontificio, da lui non ci potevamo aspettare nulla di diverso, ecco. Parolin: non voto come faccio da molti anni in Italia. Diplomatico. Perfetto. Uno schiaffo alla Schlein che punta alla resa dei conti interna al PD. Il suo obiettivo è un'affluenza alta da rinfacciare alla riformista per restare in sella. Certo, poi del referendum se ne è parlato tanto, quindi ok, quindi questa era la prima pagina delle Verità. Andiamo alla prima pagina di Libero. Allora, anche Libero ci mette un titoletto dicendo la furia di Putin. La furia di Putin, nessuna tregua e telefona al Papa. Gli attacchi ucraini di domenica con droni ed esplosivi a base dell'aviazione strategica russa e a ponti fra cui quello di Kerch in Crimea. Certo. Poi c'è un editoriale interessante del direttore Secchi che pone l'attenzione su quello su cui stavamo ponendo l'attenzione Sulla noi. centralità del Perché il Vaticano. Vaticano diventa centrale. Allora, che cosa vuole Vladimir Putin? La prima risposta è tutto il territorio che ha conquistato, posizione che di fatto chiude la porta al negoziato con l'Ucraina. La seconda, quella che tante volte è stata evocata in questi 3 anni di battaglia, sostiene che il presidente russo ha perso la regione e ha deciso di continuare la guerra fino a estreme conseguenze. La terza risposta punta sull'enigma del Cremlino. Putin è osteggiato dai falchi e non può dar seguito alle pressioni degli Stati Uniti per chiudere il conflitto. Nessuna risposta alimenta la fiammella della pace. Sono giorni difficili, la tensione è testimoniata da 2 telefonate nel giorno di ieri, quella tra Trump e Putin e soprattutto il colloquio tra il presidente russo e Papa Leone XIV. In questo scambio c'è tutta la gravità del momento, il rischio di uno scivolamento improvviso verso una guerra totale. La telefonata tra Papa Leone XIV e Putin segnala la gravità del momento. Ok, quindi anche qui, insomma, toni abbastanza allarmati. Poi, sempre Libero, in prima pagina, tiene la discussione che c'è stata in Senato, di cui magari parleremo dopo, per il decreto sicurezza. E li chiamano onorevoli, l'asilo al Senato. Io direi, per citare una nota canzone di Vasco Rossi, i bambini dell'asilo stanno facendo casino. Passa al decreto sicurezza, stretta su occupazioni e proteste moleste, un po' come il grottesco sit-in in aula dell'opposizione, si sfiora la rissa. Cioè, io direi che il Parlamento in quest'ultima legislatura ci sta abituando a delle situazioni insomma abbastanza surreali. Il prof Pasquino, l'ultima follia: vogliono cacciare Meloni dal seggio. Sgomberare le case occupate abusivamente, no, questo alla sinistra proprio non piace. Lo vedete, lo sentite tutti i giorni, il decreto sicurezza è presentato dai compagni come la
la prova della deriva autoritaria in atto, di un'orribile torsione autoritaria, insomma del nuovo fascismo 2.0. Alla fine Insomma, si ritorna sempre lì. perché non si doveva arrivare subito a quella parola? Perché non era ancora uscita, Gazza? Abbiamo letto la prima pagina di Repubblica, strano che c'è sfuggita quella parola che inizia con fascia e finisce con ismo. Però ci hanno aggiunto anche un 2.0 per differenziare certo. dall'altra volta. Prima no? dicevano del terzo millennio, adesso dicono 2.0. E allora chi bisogna sgomberare, scrive Capezzone, bisogna sgomberare elementare Watson, domenica prossima occorrerà sgomberare Giorgia Meloni dal seggio elettorale perché potrebbe intralciare le operazioni di voto. Ma certo. Dite che a Libero, amici lettori, abbiamo esagerato con le libagioni? No, garantisco che la stesura di questo articolo è stata accompagnata solo da un paio di bicchieri di acqua naturale. Capezzone, Ottimo sempre con la sua Capezzone, come ironia sempre. Fantastica. Ovviamente non l'abbiamo detto, ma invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad acquistare la versione cartacea di tutti questi giornali, ecco. Allora, in modo da poter leggere per bene tutti questi Libero, articoli. Però, se vai più giù, in prima pagina richiama la relazione del Copasir sul Paragon, figuraccia del PD. Ecco. A chiedere di spiare Casarini fu Conte. Giorgia Meloni non può continuare a nascondersi. Il governo chiarisca su questa vicenda. Così parlò Elly Schlein, convinta come molti che dietro al caso Paragon ci fosse la manina del Premier, e invece era quella del suo alleato. Bellissimo. Ieri il Copasir ha infatti approvato all'unanimità la relazione sull'utilizzo da parte dei servizi dello spyware Grafite trovato nei telefoni del direttore di fanpage Francesco Cancellato e di Luca Casarini della ONG Mediterranea. Il risultato è che le intercettazioni su quest'ultimo non erano state disposte sotto Meloni, ma durante il Conte 1. Riguardo i giornalisti di fanpage, non c'è traccia di autorizzazioni chieste alle procure generali di Roma e nemmeno nei database di AISE e AISI. Dunque chi lo ha fatto si è mosso illecitamente, ragion per cui le procure di Napoli e Roma hanno aperto un fascicolo proprio per intercettazioni abusive. Un giallo con una sola certezza, l'ennesima figuraccia Dem. Beh, se mi consenti una virgola, un apostrofo, io vorrei dire che gli stessi che ora fanno questa figuraccia sullo spyware Grafite e che parlano di deriva autoritaria, antidemocratiche contro lo Stato di diritto per questo nuovo decreto sicurezza sono gli stessi che in pieno Covid hanno approvato il Trojan. Vorrei ricordare solo questo. Poi andiamo avanti, ma penso che i principali li abbiamo terminati. Brescia Oggi, Corriere del Mezzogiorno, Corriere del Trentino, Corriere del Veneto, ne abbiamo un bel po'. Allora, vediamo se c'è qualcun altro che ci siamo persi, ma non penso. Andiamo su Avvenire. Certo, abbiamo parlato della Santa Sede, quindi uno sguardo ad Avvenire si può dare sicuramente. La prima telefonata, ecco, già dal titolo mi sembra un po' più propositivo. Il colloquio tra il Cremlino e il Vaticano è definito costruttivo. Al termine l'impegno a proseguire con i contatti. Putin chiama il Papa, lo ringrazia per la disponibilità e apre sui bimbi prigionieri. In una conversazione con Trump annuncia invece la vendetta dopo i blitz di Kiev. Prima telefonata tra Putin e Leone XIV, il Papa ha fatto un appello affinché la Russia faccia un gesto che favorisca la pace. Ha sottolineato l'importanza del dialogo per la realizzazione di contatti positivi tra le parti e cercare soluzioni al conflitto, secondo quanto appreso. Tra i due c'è stato l'impegno a mantenere i contatti in futuro. Sempre ieri, altra lunga telefonata tra Putin e Trump con il presidente americano, lo zar ha espresso l'intenzione di vendicarsi dopo i recenti blitz militari degli ucraini. Ok. Poi vediamo di cos'altro parla la prima pagina del quotidiano della Santa Sede. Importante l'iniziativa che parte dalla scuola alla lotta all'antisemitismo. Ricordiamo anche quello che sta succedendo in Europa, preoccupante nei confronti delle varie comunità ebraiche. Un tema assolutamente all'ordine del giorno. Esatto, quindi 16 schede per conoscere l'ebraismo contro ogni forma di discriminazione e antisemitismo. È stato presentato ieri a Roma al Ministero dell'Istruzione e del Merito il lavoro congiunto realizzato dagli uffici della CEI e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'UCEI. Certo.
Allora, lavoro tra diritti e ambiguità, il referendum, le ragioni di favorevoli e contrari, si parla anche di questo. Vogliamo aprire una postilla sul referendum? Non ne vogliamo Ne abbiamo già parlare? parlato Ne fin abbiamo troppo, già ne abbiamo già parlato fin parlato fin troppo. troppo. Ne abbiamo già parlato fin troppo. Tra l'altro, come abbiamo detto prima, Parolin non andrà a votare, quindi Ah, ok, quindi non serve io neanche. seguirei il segretario di Stato della Esatto, Santa Sede. Aspetta, esatto. c'è un articolo che parlava anche del decreto Del sicurezza. decreto sicurezza, sempre su Avvenire, si parla appunto del voto di fiducia avvenuto ieri in Senato. Decreto sicurezza, rissa per l'ultimo sì, dal giro di vite 14 nuovi reati. Ok. Ultimo capitolo per il contestatissimo decreto sicurezza. Dopo la mancata discussione, il Senato vota la fiducia con 109 sì, fra le proteste delle opposizioni che si siedono per terra, tra parentesi, seduta sospesa. Seduta letteralmente. Letteralmente, sì, proprio tutti seduti, Seduta. quindi volano insulti, alta tensione fra Calenda e Balboni di Fratelli d'Italia, Meloni e suoi esultano, lo Stato è tornato. Ecco, se ci fosse qui il nostro caro collega dei Barbe Eleganti Vittorio Ledone rabbrividirebbe, insomma, sentendo lo Stato è tornato, però comunque rende l'idea di, più che lo Stato è tornato, penso che quello che il presidente Meloni intende è che le istituzioni tornano vicine a chi si ritrova in situazioni di difficoltà, a chi si ritrova la casa occupata, a chi si ritrova a non poter raggiungere il proprio lavoro perché si ritrova l'autostrada bloccata da presunte manifestazioni ambientali. Ecco, penso che intenda più quello. Poi, insomma, ma che metodo è sedersi per terra, Gaz? Cioè, parliamo un attimo, due minuti, parliamo di questo. Ricordano un attimo quelli di ultima generazione, no? Sì. Che per fare le proteste ambientaliste si sedevano in mezzo alla strada, bloccando magari anche il passaggio delle ambulanze. Il problema è che lì non siamo al mercato per strada, ma siamo in un luogo istituzionale. Certo. E un'opposizione che anzi si comporta in questo modo sicuramente non fa una bella figura. No, anche perché poi il Presidente del Senato ieri l'ha gestita anche con ironia, quindi sì. Comunque la discussione è andata avanti, questi qua sembravano 4 bambini seduti Ecco, a lì a proposito, occupare il Senato, ma non forse sono neanche riusciti nel loro forse il intento. loro scopo è stato interpretare al 100% il fatto che insomma i rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni devono rappresentare proprio tutti i cittadini, quindi in questo caso anche i bambini forse. Può anche essere. Questo è stato un commento che non sarebbe dovuto rientrare nella rassegna stampa, ma insomma ci tenevo a farlo lo stesso. Allora, Sempre su Avvenire si parla di Gaza. certo. Dolore e fame nella giornata per i bambini innocenti vittime di aggressioni, il coraggio di guardarli negli occhi, titola Avvenire. Bambini rapiti dai terroristi all'alba di un sabato di ottobre, bambini seppelliti sotto le macerie delle loro case bombardate, bambini senza più scuola, svaghi, sicurezza, senza più sorrisi. Dall'inizio della guerra sono morti 17.400 minori. Non sono numeri, sono volti, storie, per quanto tragicamente brevi. E allora Avvenire ha deciso di non oscurare i volti dei piccoli innocenti. Questa straziante galleria fotografica serve per guardarli negli occhi e per chiedere che sia finalmente posto fine all'orrore. Siamo una pagina riflessiva di Avvenire. Certo. Poi c'è un editoriale di Giacomo Gambassi che parla dell'obiettivo del pontefice perché i nemici si incontrino, insomma, quindi dal titolo sembra che anche Avvenire poni maggiormente l'attenzione sul fatto che anche i presunti nemici, quelli che spesso vengono additati come nemici, anche se alla fine in una questione così importante parlare di buoni e cattivi non è sempre giusto. Non è sempre giusto, però anche qui parla del perché è importante che i nemici si incontrino. Insomma, sembrava quasi la supplica di un padre, ricorrendo addirittura alla prima persona, scelta inusuale per un papa, dice: io col cuore in mano dico ai responsabili dei popoli, incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo, aveva implorato Leone XIV 6 giorni dopo l'elezione al Soglio di Pietro. Bene. Allora, direi che questa prima parte è andata. Noi vi lasciamo adesso per qualche minuto con Qui Parlamento e ci vediamo, ci sentiamo dopo. Grazie per averci ascoltato fino a qua.
The jungle is your head, can't rule your heart. I'm feeling so much stronger than I thought. Your eyes are wide and though your soul, it can't be bought. Your mind can wander. Hello, hello. Not a place called vertigo. It's everything I wish I didn't know. Except you, give me something I can feel. The night is full of holes. This bullet dripping sky of ink with gold. They twinkle as the boys play rock and roll. They know that they can't dance. At least they know I can stand the beats. Asking for the check. Girl with crimson nails is Jesus round her neck. Swing into the music. Swing into the music. Not a place called vertigo. It's everything I wish I didn't know. But you give me something I can feel. Check it. Just for show me. All of this can be yours. All of this can be yours. All of this can be yours. Just give me what I want, and no one gets hurt. Hello, we're at a place called vertigo. Lights go down, and all I know is that you give me something. I can feel your love teaching me. Your love is teaching me how to live. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Europarlamento. Benvenuti qui su Radio Libertà, canale TV 252 e Radio DAB, qui Europarlamento con l'ospite di oggi, l'onorevole Paolo Borchia, capodelegazione al Parlamento Europeo della Lega e segretario provinciale di Verona. Benvenuto. Eccoci, grazie per l'invito, ciao a tutti. Allora, partiamo proprio da Verona, perché preoccupa il dossier dell'intelligence francese sul legame che c'è tra il centro Bayan e l'Islam, no? Infatti si dice che questo centro Bayan a Verona è un centro in cui si formano gli imam per l'intera Europa e ha un legame con i fratelli musulmani e c'è un rischio concreto di islamizzazione dell'Europa che parte proprio da lì, giusto Paolo? Ma sì, ma guarda, fondamentalmente io innanzitutto non ritengo normale che un dossier dei servizi segreti di un altro paese vada a citare un comune importante nel nostro territorio e che si pretenda da sinistra di far finta di nulla. Per cui una volta che la Lega ha lanciato, non dico un allarme, però la Lega ha fatto presente che c'era questo rapporto dei servizi segreti francesi che, ricordiamolo, cita il centro Bayan di San Giovanni di Patotto alle porte di Verona come un centro che diventerà il principale in Europa per la formazione degli imam, però a questo punto uno si chiede: ma se va tutto bene, come mai questo centro viene citato, viene menzionato, viene preso in esame, attenzionato dai servizi segreti francesi? Per cui io mi sono permesso di alzare la mano e segnalare questo aspetto.
c'è stata un'insurrezione della sinistra veronese che con un comunicato firmato da 30 sigle accusava come al solito la Lega, e qui entra in vigore la dinamica del disco rotto, di soffiare sulle paure, di creare allarmi. Però oggettivamente, fino a quando non ci viene spiegato come mai questo centro viene citato dall'intelligence francese, noi non ce ne stiamo buoni. Per cui, al di là di questo, va anche conosciuta in maniera più approfondita quella che è la realtà della fratellanza musulmana, una realtà che in alcuni paesi mediorientali viene guardata con molto sospetto dagli stessi governi, per cui diventa difficile capire come mai in Europa ci sia tutta questa accondiscendenza, questo giustificazionismo, questo minimizzare problemi potenziali, e quindi non si capisce come mai la sinistra stia cercando di buttare la polvere sotto il tappeto. Comunque noi continuiamo a lavorarci, e fino a quando la verità, fino a quando tutti i puntini sulle i non saranno messi, noi continueremo a scavare su questa vicenda. Giusto, giusto, anche perché poi c'è un altro tema che si lega sempre a tutti questi centri islamici a Verona, Milano e in altre grandi città, ma in generale un po' in tutta Europa, che è quello dei finanziamenti, perché molte volte non si sa come questi centri vengano finanziati, probabilmente molte volte dietro c'è il Kuwait con i suoi finanziamenti, quindi parliamo sempre di finanziamenti milionari, e questo è preoccupante perché poi vediamo un po' a Verona, vediamo a Milano, vediamo anche a Parigi, dove ci sono stati tanti scontri, che c'è una realtà che è quella islamica che diventa sempre più preoccupante ma anche sempre più violenta. Infatti, per chi se lo fosse perso, sabato c'è stata la finale di Champions League che ha visto il Paris Saint-Germain vincere, e allo stesso tempo ci sono stati tanti scontri, soprattutto a Parigi ma anche in altre città come Grenoble, che hanno registrato più di 500 arresti, più di 600 incendi, 2 morti, un poliziotto in coma. E c'è un problema anche a Parigi di Islam, perché poi il prefetto di Parigi ha dichiarato apertamente che molti erano sicuramente immigrati magari di seconda generazione e che non erano di certo lì per festeggiare la vittoria del Paris, ma anzi era lì per distruggere, per saccheggiare e aggredire la polizia. Che cosa ne pensi di questo? Io penso che derubricare un episodio come questo a rabbia, tensione, sia sbagliare l'obiettivo, perché comunque Sì. Io credo che ci sia sotto qualcosa di più radicato. Io la vedo come una frattura mai sanata fra la Francia e il suo passato coloniale, un passato coloniale che ha prodotto figli, nipoti, pronipoti, perché adesso, senza avere in mano la lista delle persone arrestate, però io parto dal presupposto che una quota importante di questi sarà di nazionalità francese, di seconda, di terza generazione, quindi questo è anche interessante per mettere a fuoco quelle che sono le differenze tra il caso francese, il caso italiano, e soprattutto per riflettere su cosa non vogliamo accada al nostro territorio in futuro. Quindi non stiamo parlando di clandestini o di migranti che sicuramente in qualche episodio c'entreranno, però oggettivamente c'è questa crisi di identità, perché oggettivamente a me sembra che stiamo parlando di persone che non si sentono francesi, però contestualmente fanno fatica a gestire la loro origine marocchina, algerina, tunisina, per cui questo diventa un mix letale in cui basta una partita di calcio che ha avuto anche un esito positivo per la squadra di Parigi, quindi per la squadra della città in cui si sono verificati questi incidenti che, ricordiamo, hanno causato morti, feriti, distruzioni, saccheggiamenti. Non stiamo parlando di un episodio da minimizzare. Poi, come al solito, quando uno legge i giornali italiani o accende i telegiornali italiani, sembra sempre che determinati episodi, quelli che fanno discutere di più, quelli che mettono in luce il fatto che si è adottata una politica migratoria che ha condotto ad esiti fallimentari, sono episodi che vediamo vengono sempre minimizzati, giustificati, derubricati. Per cui al di là di questo,
io penso che sotto ci sia un disagio molto importante, è un disagio che in Italia dovremmo studiare, dovremmo approfondire, dovremmo capirne le origini e le potenziali conseguenze sul futuro, anche perché noi non dobbiamo diventare quella roba lì. Io ho già avuto modo di denunciare, abitando vicino al lago di Garda, quelle che sono state e quelle che sono le conseguenze di questi raduni che vengono improvvisati ogni anno per il 2 giugno, che vedono centinaia di Maranza recarsi nei paesini del lago di Garda, rigorosamente utilizzando dei treni senza mai pagare il biglietto. E queste sono dinamiche che poi portano a dei danni reputazionali, disturbano gli esercenti, disturbano i turisti e io purtroppo giusto stamattina sono stato contattato dal gestore di un parcheggio, di un campeggio, chiedo scusa, Sì. che lamenta che alcuni clienti hanno ridotto il loro periodo di soggiorno, hanno dato disdetta perché questa cosa dei Maranza non è stata assolutamente accettata, turisti che sono stati spaventati da episodi di questo tipo, e questo al di là delle notti in meno che faranno sul territorio con tutte le ricadute economiche sull'indotto, questi sono turisti che l'anno prossimo non rivedremo più, per cui ecco, una riflessione più approfondita va fatta. Assolutamente sì. Dalla Francia passiamo alla Polonia, no? Qualche giorno fa ci sono state le elezioni, ha vinto il candidato alle presidenziali filo Trump, il primo candidato filo Trump in Europa che vince le elezioni del 2025, ed è un grande segnale anche per l'attuale Commissione europea, la von der Leyen, che c'è una parte di Europa che non accetta certe politiche, pensa al Green Deal, visto che il candidato Navrojsky, che ha vinto, che è diventato ha vinto le elezioni presidenziali, già prima delle elezioni aveva promesso un referendum sul Green Deal e su tutte quelle su tutte quelle politiche europee che alla Polonia non vanno bene. Come leggi il voto polacco in questo senso? Ma se devo risponderti in maniera molto secca, uno schiaffo a Bruxelles e una contestuale bocciatura del governo centrista promosso da Donald Tusk, perché allora l'esito delle presidenziali in Polonia va letto soprattutto in relazione al fatto che vengono collocate temporaneamente dopo le elezioni politiche. Stamattina, leggendo la rassegna stampa, ascoltando alcuni telegiornali, sì, ho preso atto che tante testate cercano di far passare Navrojsky come un candidato di estrema destra, come un candidato anti-europeista, come quello che ha avuto fortuna perché ha vinto per un pugno di voti, però insomma, ha vinto per il 2%. Ma poi soprattutto il dato che fa impressione, che va tenuto in considerazione, è duplice, perché da un lato c'è stata un'affluenza record, Sì. e in secondo luogo i giovani hanno votato per Navrojsky, per cui io credo che a Bruxelles qualcuno abbia avuto una sincope quando ha preso atto di questi dati, perché quando negli ultimi anni le consultazioni elettorali hanno avuto degli esiti contrari rispetto alle aspettative di Bruxelles, c'è sempre stata una corsa alla giustificazione. Pensiamo ad esempio al referendum con la Brexit, dissero che i Leavers avevano vinto soltanto perché la gente non era andata a votare, avevano vinto soltanto perché avevano votato gli anziani, e quindi qualcuno si era addirittura inventato di proporre restringimenti per le fasce d'età. Ci sono sempre delle scuse, e questa volta penso che il voto polacco sia stato un voto chiaro e sintomatico, anche perché stamattina al Parlamento europeo ho visto nei corridoi qualche muso lungo, però oggettivamente noi ripetiamo quello che stiamo dicendo da anni, vale a dire che a Bruxelles, nei palazzi, c'è una mentalità di un certo tipo, c'è un messaggio di un certo tipo, una narrazione che va in una determinata direzione, ma poi quello che è il voto libero, popolare e sovrano da parte della gente va sempre in una direzione opposta, per cui non dimenticando
il vergognoso epilogo delle elezioni in Romania, penso che questo sia un ulteriore tassello che ci fa capire quanto il messaggio espresso dalla Lega sia un messaggio corretto, che interpreta quelle che sono le richieste, le aspirazioni e anche le preoccupazioni da parte della nostra gente, dei nostri territori, da parte delle città, dei quartieri, delle periferie. Bruxelles sta andando in tutt'altra direzione e quindi gli schiaffi non finiscono mai. Poi vedremo fino a quanto Bruxelles riuscirà a resistere portando avanti delle politiche che comunque non sono quelle che vengono richieste dalla gente. Assolutamente sì, abbiamo visto anche in Romania che comunque, nonostante come sia andata, però anche il voto in Romania è stato significativo sotto questo punto di vista. Grazie a Paolo Borchia per l'intervento, ti ringrazio molto. Grazie a voi, ci vediamo alla prossima e naturalmente sempre a disposizione per raccontarvi le nostre battaglie tra Bruxelles e Strasburgo. Ciao a tutti. Grazie mille, buon proseguimento allora. Qui Europarlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci su Radio Libertà con la rassegna stampa. Buongiorno a chi si è collegato ora, qui con voi c'è sempre Matteo Gazzola e Marco Rubeo. Buongiorno, sono le 8:15 precise di giovedì 5 giugno 2025. Noi siamo qui in sostituzione di Antonino Danna, per chi si fosse collegato adesso. Abbiamo appena ascoltato qui Europarlamento, condotto da un certo ragazzo che è qui ancora adesso per fare... Si sdoppia. Da una parte fa la rassegna stampa, dall'altra il Europarlamento. Va bene. Proseguiamo quindi con le notizie di oggi. Abbiamo fatto una prima parte in cui abbiamo letto, diciamo, le prime pagine dei giornali, dei quotidiani nazionali. Da che cosa vogliamo partire? C'è troppa roba, diciamo. Allora, io direi di partire dal Corriere della Sera. Abbiamo parlato prima di Trump, ma non abbastanza, ne parlavamo per quanto riguarda la guerra. Adesso direi di tornare alla ciccia delle polemiche su Trump, ovvero quella sui dazi. Ieri sono entrati in vigore i dazi, soprattutto quelli sull'acciaio del 50%. Oggi il Corriere della Sera titola: Europa e Stati Uniti trattano sui dazi, von der Leyen, Trump non va preso sempre alla lettera. Buongiorno anche alla von der Leyen, perché la Lega lo dice da quando c'è stato l'insediamento, no? Che Trump bisogna prenderlo un po' per come è. Certo. Fa le sue sparate certe volte, però le sue sparate non le fa così a caso. No, servono sempre a raggiungere un obiettivo, un risultato. Esatto, e siamo a giugno, meno male che anche la von der Leyen si è accorta che Trump non va preso sempre alla lettera e che quindi bisogna trattare come normalmente si fa per ottenere chiaramente dei vantaggi o comunque una posizione alla pari con Trump, direi con gli Stati Uniti. Hashtag buongiorno Ursula. Buongiorno Ursula. Bene, Mattarella con gli Stati Uniti reciproco arricchimento, e diciamo che si stanno svegliando un po' tutti. Esatto. Meglio tardi che mai, come si dice, no? Allora, un accordo non è ancora a portata di mano, ma il confronto tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi fa progressi, quantomeno a parole. Il commissario europeo per il commercio, Šefčovič, ieri ha incontrato a Parigi Greer, rappresentante USA per il commercio. Stiamo andando nella direzione giusta, ha detto l'europeo dopo il faccia a faccia. Greer ha parlato di colloqui costruttivi e della volontà dell'Unione Europea di trovare una via concreta, ma non ci sono svolte sostanziali. In compenso, il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio sono entrati in vigore nella notte, come dicevamo ieri, alimentando l'incertezza per imprese ed esportatori. I dazi, portati dal 25 al 50% su decisione unilaterale della Casa Bianca, colpiscono tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, ad eccezione del Regno Unito, l'unico ad aver siglato un accordo tariffario preliminare durante la pausa di 90 giorni concessa da Washington. Anche qui si parlava di Trump è un pazzo, lo fa poi lo toglie. Questi 90 giorni di pausa in teoria sarebbero dovuti servire per trovare una quadra che
il Regno Unito è riuscito a trovare, a differenza Sì, dell'Unione sì. Europea. Ne parla il primo ministro del Regno Unito Starmer, che ha anticipato che le tariffe saranno azzerate nel giro di qualche settimana. Ecco, quindi questo La fa capire che, dimostrazione un esatto, quando attimo c'è la di volontà di trattare, quando c'è la volontà di arrivare a un accordo, si può fare. Qua vediamo, c'è un grafico soprattutto quando c'è la volontà di non rincorrere quelle ideologie, quelle posizioni ideologiche assolutamente. che l'Unione Europea ha sempre avuto, anche in maniera pregiudizievole nei confronti di Trump, no? Qua c'è un grafico molto interessante che ci regala il Corriere della Sera, che ci fa vedere appunto la differenza tra l'Unione Europea con i dazi su acciaio e alluminio al 50%, con il Giappone e con la Cina anche qui al 50% e con il Regno Unito al 25%. 25% sulle automobili per l'Unione Europea e per Giappone e Cina, mentre per il Regno Unito 10%. Certo, il Regno Unito non ha un settore dell'automotive importante come ce l'ha Giappone, Cina e Unione Europea, però insomma, già qua ti fa capire. Dazi reciproci 30% per la Cina e 10% in egual misura tra Unione Europea, Regno Unito e Giappone verso gli Stati Uniti. Cosa vendono le aziende italiane negli Stati Uniti? Dati 2024, vendono per un valore di quasi 65 miliardi di euro. Insomma, poi abbiamo dei grafici per quanto riguarda il commercio mondiale e gli scambi. Unione Europea e Stati Uniti hanno il commercio più grande tra di loro, di ben 531 miliardi di euro. Per quanto riguarda le esportazioni UE verso gli USA, mentre le importazioni UE dagli USA valgono 330 miliardi. Quindi abbiamo un surplus commerciale per l'Unione Europea di 198 miliardi, quindi quasi 200 miliardi. L'Unione Europea esporta verso gli Stati Uniti di più rispetto a quello che importa dagli Stati Uniti. Quindi stavamo parlando di Starmer, del primo ministro del Regno Unito, non un pericoloso sovranista, leader del partito laburista. L'UE, che secondo la Reuters non ha ricevuto la lettera formale con la richiesta di migliore offerta commerciale da parte degli americani, si trova ora in una posizione delicata. Da un lato i tecnici a Bruxelles e Washington continuano a trattare, dall'altro la finestra per evitare nuove ondate di dazi è sempre più stretta. Poi vediamo se qua dice qualcosa riguardo a quella famosa dichiarazione della von der Leyen di cui parlavamo prima. Allora. Allora, Greer ha definito la disponibilità europea incoraggiante e si è detto fiducioso in un compromesso. L'Unione Europea ha fornito una base credibile su cui costruire un accordo, ma le distanze restano. Insomma, il fulcro di questo articolo anche la vera notizia, la diciamo vera che notizia la è von der Leyen si è svegliata. il cambio di Si è passo della svegliata. von der Leyen. Bene, almeno questo possiamo iniziare bene la giornata, perché meglio tardi che mai, come dicevamo prima, la Lega lo dice da tempo, solo a giugno ci si sveglia, speriamo che adesso il dialogo prosegua con l'amministrazione di Trump e che possano essere fatti degli accordi come di fatto sono stati anche presi da parte del Regno Unito in questi 90 giorni di pausa. Quindi ripetiamo Gaz, hashtag buongiorno Ursula. Buongiorno Ursula. Allora, Buongiorno andiamo Ursula. alla pagina 15 del Corriere, perché io direi basta per il momento continuare a parlare di Trump, di dazi. Cioè, Sì. arriviamo a qualcosa di un po' più Pagina 15 del Corriere, si parla di Israele, no, del Sì. conflitto in Medio Oriente. Abbiamo nominato anche l'ordine- prima l'antisemitismo. Esatto, l'ordine dei partiti alla piazza, evitare derive antisemite, i dubbi sui nomi per il parco. Gebreal parlerà in forza Ovadia e albanese. Schlein, non si oscuri il senso dell'evento. Cioè, quello che è interessante, quantomeno di questo titolo, è l'ordine, titolo del Corriere della Sera, quindi non di un giornale che ha interesse sicuramente a stare dalla parte di chi sostiene Israele e va contro i partiti che in questo momento si Certo. schierano contro Israele, però è interessante sottolineare appunto l'ordine
dei partiti alla piazza, evitare derive antisemite. Ma come? Ma fino all'altro ieri ci hanno sempre detto che l'antisemitismo esiste solo nella testa di chi vuole difendere Israele, adesso esce fuori che non ci devono essere derive antisemite, vuol dire che c'erano, vuol dire che Esatto. non è vero che non c'erano. E infatti qua dice: è ferma intenzione della Schlein evitare qualsiasi possibile deriva antisemita. C'è bisogno di un forte servizio d'ordine per evitare situazioni che possano oscurare il senso della manifestazione. Non ci devono essere bandiere di Hamas o bandiere israeliane bruciate. Anche qui, se prima abbiamo detto buongiorno Ursula, qui possiamo dire Quindi hashtag evidentemente buongiorno quelle Ellie. paure di antisemitismo che c'erano prima non Sono erano fondate. tanto infondate, Eh. al contrario sono fondate, e la dimostrazione è che vengono questa preoccupazione, diciamo, viene ripresa da un giornale che non è quel giornale fascista, populista, leghista, eccetera, Sì, non eccetera, sono i vari Libero, Giornale La Verità, ma che a detta è il loro... Corriere della Sera, il giornale storico, che di Certo, sicuro certo. non è un giornale della Lega, però ecco, O non è un pericoloso giornale sionista che vuole a tutti i costi difendere sovversivo, sì, Netanyahu. però No, no, ecco, anche loro questo direi è interessante, cioè confermano le paure. dobbiamo porre attenzione su questo articolo, perché cioè, qui sta proprio il smontare la narrazione che questa gente ha portato avanti per anni. Alla fine, quanto tempo è passato dal 7 ottobre? 2 anni e mezzo? Dal 2023, Fai quindi sì. un anno e mezzo, sì, Sì, perché sì, era sì. ad ottobre, quindi cioè è interessante evitare derive antisemite. All'alba di giugno 2025, dopo 2 anni, qualcuno nel centro-sinistra si è reso conto che forse non era solo contro le azioni discutibili senza dubbio del governo di Netanyahu, del governo di Israele. Qui si parla proprio di antisemitismo. Nel momento in cui tu vedi bandiere di Israele bruciate, nel momento in cui tu vedi bandiere di Hamas che ricordiamo sempre, è un'organizzazione terrorista che nel suo statuto ha scritto a chiare lettere sterminare tutti gli ebrei, non la liberazione della Palestina. Lo statuto di Hamas cita a chiare lettere, uno dei nostri obiettivi è sterminare tutti gli Tutti gli ebrei, ebrei. quindi è impossibile nel momento in cui in quella piazza trovi gente che sventola bandiere di Hamas negare che ci sia dell'antisemitismo. Quindi Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Frattoianni, il triumvirato Che dell'Ave Angelo Maria, Bonelli, il Angelo quadriumvirato Bonelli. dell'Ave Maria, sono al lavoro per la manifestazione del 7 giugno. Ieri, in tarda mattinata, i 4 si sono consultati per definire gli ultimi dettagli e torneranno a farlo anche oggi. Ci interessa molto l'organizzazione della piazza, senza dubbio. L'obiettivo iniziale era quello di consentire anche agli israeliani anti-Netanyahu e alle comunità ebraiche in Italia di riconoscersi nell'iniziativa. Obiettivo fallito però, dopo l'annuncio e la presenza sul palco, a meno di sorprese dell'ultima ora, di Rula Gebreal, autrice del libro Genocidio, un termine che il leader del Movimento 5 Stelle adopera spesso, e di non inserire l'antisemitismo nella piattaforma della manifestazione. Spiega Fiano: come associazione saremo a Milano all'iniziativa di Renzi e Calenda. Ma benissimo. Cioè, quindi vediamo un Fiano che si stacca a tutti gli effetti da questa manifestazione, perché dice, ricordiamolo, Fiano, l'onorevole Fiano, arriva da una famiglia ebraica coinvolta in prima persona durante la Shoah. Qui pure loro dicono: se non inseriscono l'antisemitismo all'ordine del giorno nella piattaforma della manifestazione, noi ci stacchiamo e andiamo alla manifestazione con Renzi e Calenda. Ricordiamolo che Fiano fa ancora parte del Partito Democratico, quindi Ma abbiamo un di triplo fatto cortocircuito. come tanti altri all'interno del Partito Democratico che si trovano in difficoltà con questa manifestazione, con queste posizioni un po' sibilline del Partito Democratico della Schlein, in Certo, perché da cui una parte vorrebbero, per compiacere i propri elettori, andare apertamente contro Israele, sì, dall'altra sanno che non diciamo di possono sì, non farlo. possono chiaramente farlo, però molte volte non si pronunciano neanche in difesa di quelle tante comunità ebraiche che ci sono in Italia, ma anche in Europa, che molto spesso ricevono degli attacchi, però il PD, in questo, ma in generale un po' tutta la sinistra, 5 Stelle compresi, ehm, non si pronunciano mai in maniera chiara, netta, no? Certo, certo. Gebreal parlerà in forse Ovadia, vabbè, insomma, abbiamo Boni, parlato ieri di Ovadia, Beppe va Grillo, c'è bene. sempre quella combriccola di Elevati che ogni tanto ritorna,
spara le sue cose e poi se ne va. E Albanese, penso si riferisca a Francesca Albanese, Schlein, non si oscuri il senso dell'evento. Quale deve essere il senso dell'evento? Supportare uno stato che non esiste perché al momento retto da un'organizzazione terroristica apertamente antisemita? Probabilmente è anche questo. Probabilmente anche Certe questo. posizioni in passato anche della Gebreal, visto che viene citata nel Certo. Corriere della Sera, insomma sono state anche posizioni per certi versi un po' pericolosi, quindi non... Infiltrazioni di Propal scatenati non sono certo auspicabili, ma su questa opportunità i leader della sinistra appaiono abbastanza ottimisti. Vabbè, meno male, meno male. Dobbiamo andare con una seconda pausa? Benissimo, andiamo con una seconda pausa e ci rivediamo dopo con la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone africano al centro-sud, flusso atlantico instabile al nord con temporali. Nelle prossime ore ancora tempo variabile al settentrione con qualche rovescio a carattere sparso in estensione anche verso il Triveneto, cielo a tratti nuvoloso tra Toscana e Sardegna, sereno altrove. In giornata situazione quasi del tutto invariata, seppur con tendenza a un graduale miglioramento al nord-ovest. Caldo in aumento al centro-sud con valori pienamente estivi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per un'eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare, perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché, come diceva il nonno, l'olio bu è sempre una gala, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I wish that I could fly into the sky so very high, just
like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where they could just be ours. Let's fade into the sun, let your spirit fly, we'll be our one, just for a little fun. Oh, oh, oh yeah! I want to get away, I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away, I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I gotta get away, get away. Girl, I gotta get away, get away. Oh, oh, oh yeah! I want to get away. I want to fly away. Yeah, with you. Yeah, oh yeah! I want to get away. I want to fly away. Yeah, with you. Yeah, I gotta get away. I want to 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 get away. Yeah! I want to get away. I want to fly away. Yeah, with you. I want to get away. 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 Yeah! I want to get away. I want to fly away. Yeah, with you. Yeah, 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 yeah. Lenny Kravitz con Fly Away. Buongiorno a chi si è collegato adesso. Siamo qua con 8:36, 5 giugno 2025, la Giovedì. rassegna stampa, giovedì, la rassegna stampa in sostituzione dell'ottimo Antonino Antonino di Danna. Marco Rubeo e Matteo Gazzola. Eccoci di nuovo qua. Abbiamo commentato un po' le notizie di oggi, ma non abbiamo ancora finito, perché la verità oggi esordisce in prima pagina con una notizia Molto interessante diversa dalle e altre. unica rispetto alle altre, no? Donna nera bisessuale sarà Jesus Christ Superstar. Un articolo di Francesco Bonazzi a pagina 17 della Verità. Non c'è Insomma. dubbio, sì, diciamo che Pagina 17, andiamo subito a pagina 17. andiamo subito a pagina 17, a vederla così non mi sembra Jesus Christ. No, per niente, non eh, mi sembra proprio Gesù Cristo, ecco. Vediamo un attimo. Eccolo Ok, qua. il teatro di Hollywood, sempre tornando un po' al tema in generale Del del woke che ha preso piede in questi anni. Il teatro di Hollywood ridipinge Gesù Cristo, diventa una donna di colore e bisessuale. Cynthia Evo, la strega Elphaba in Wicked, sarà la protagonista di Jesus Christ Superstar sul palcoscenico di Los Angeles. Francesco Bonazzi scrive questo articolo in cui riprende un attimo questa notizia molto woke. Ecco, benissimo. Abbiamo qualche problema con... Ci siamo. Ok, riprende questa notizia molto woke che ovviamente arriva dagli Stati Uniti
non voglio fare sempre i soliti Ecco, discorsi, ecco, però dovevi uscirtene da con dove una poteva frecciata arrivare, contro da gli dove Stati poteva Uniti. arrivare questa notizia, Allora dici che come al solito tra 20 anni anche qui in Italia arriverà il Gesù esatto, perché Cristo donna nera bisessuale. tutto Vabbè. quello che accade negli Stati Uniti arriva poi anche in Europa. Allora, in Italia un per po' dopo. fortuna non credo, perché almeno su questo argomento riusciamo ancora a difenderci. Ma vabbè, Però vabbè, Francesco Bonazzi scrive: il Gesù biondo e con gli occhi azzurri, modello di Robert Powell, di Francesco Zeffirelli, ha stufato. E se proprio bisogna scherzare sul Messia e sul Vangelo, non è facile superare Brian di Nazareth dei Monty beh, Python. straordinari Monty Python. Però la corsa verso la provocazione e il cattivo gusto paga e sembra inarrestabile, e quindi a Los Angeles andrà in scena una versione teatrale di Jesus Christ Superstar con il ruolo del protagonista affidata a Cynthia Erivo, attrice e attivista nera e ovviamente lesbica. Certo. Per carità, il vecchio musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice si prestava già abbastanza bene a un po' di propaganda LGBT, tutto. Ma Gesù Queer è decisamente una novità. Per questo ruolo è stata scelta un'attrice dal curriculum solido come la Erivo, che ha interpretato la strega di Elphaba in Wicked accanto ad Ariana Grande. Sì, Ha vinto... il musical, spieghiamo per chi non l'ha visto, il musical che è uscito nelle sale cinematografiche nella scorsa stagione, ispirato al Mago di Oz. Ecco. E ha vinto numerosi premi. Nata a Londra 38 anni fa, l'attrice viene da una famiglia di immigrati nigeriani e ha studiato recitazione alla Royal Academy of Dramatic Art, una delle scuole migliori del Regno Unito. La carriera di Cinzia è stata anche impreziosita dall'impegno costante per i diritti civili negli ultimi anni. Direi ovvio. Diciamo che è il perché curriculum altrimenti non perfetto lavori per, ad Hollywood. curriculum perfetto per il mondo woke. Cioè, o ti chiami Impegno nei Clint diritti Eastwood o civili. non lavori ad Hollywood. Esatto. Negli ultimi anni si è guadagnata sul campo i galloni di attivista, facendosi portavoce dei temi legati alla cosiddetta inclusività, alla lotta dei diritti delle donne e a quelli delle minoranze. Nel 2022 ha annunciato di essere bisessuale, ovviamente posando per la copertina dell'edizione britannica Vogue, e nei mesi scorsi Harper's Bazaar l'ha definita attivista e simbolo di vita empowerment. Anche la sua compagna è famosa, si chiama Lena White e fa la sceneggiatrice. Cioè, che poi, per carità, non c'è nulla di male. Noi qui non stiamo sicuramente a giudicare le scelte personali altrui, anzi, ognuno ha assolutamente il diritto di amare chi vuole, fare quello che vuole. Certo, se questa cosa poi va a intaccare la figura di Gesù Cristo, anche se stiamo parlando di Jesus Christ Superstar, cioè, Ovviamente, consentiteci un po' di... Ovviamente poi polemiche sono state sollevate dai conservatori che ma giuste, giustamente l'hanno accusata di blasfemia e di mancato rispetto nei confronti della religione. Dall'altra parte c'è chi ha tentato un po' di minimizzare dicendo che insomma si tratta solo di un musical, non prendetevela, tanto ormai il woke ha preso piede ovunque, certo, si tratta solo di un musical. Voi siete retrogradi, eccetera, certo, eccetera. Certo, però se qualcuno fa delle battute di black humor un po' più politicamente scorrette delle altre, non è più solo uno spettacolo comico. Se questa cosa fosse successa nei confronti di Maometto o chissà che cosa, sarebbero partite Gesù Charlie quando ci conviene. Vabbè, ormai comunque abbiamo visto un po' come funziona questo mondo a tratti malato. Cinzia Gesù, come viene soprannominata dalla Verità, negli ultimi anni ha sfondato anche sul piccolo schermo di The Outsider, una serie tratta dal romanzo di Stephen King, dove interpreta Holly Gibney e ha vestito anche i panni di Aretha Franklin per la serie Genius, prendendo una nomination ai Golden Globe. Sì, insomma, non ce la vedo molto come Aretha Franklin al di là l'importante però, come sottolinea anche la Verità, l'importante è non travestirsi da Maometto. Lo abbiamo appena detto, che poi dopo ti tocca la scorta per tutta la vita. Quanti esponenti anche della Lega, ma in generale anche il mondo civile, sono sotto scorta proprio per questo motivo. Eppure qui da noi la nuova parola d'ordine è inclusione. Anche Cinzia Erivo l'ha usata per spiegare la sua ultima discutibile scelta: inclusione, quindi questa roba dell'inclusione che viene sempre ripetuta. Inclusione è anche una parola magica perché apre ogni porta
è fine e non impegna. E l'aggettivo inclusivo ormai compare anche nei bilanci delle grandi società quotate in borsa, Che anche devono avere quando una voce del poi bilancio magari dedicata scappano con i all'inclusività. soldi degli azionisti o inquinano un paio di oceani, Ma no, ma giusto così, certo. giusto così per sottolineare. Io direi, Gaz, di rimanere sempre sulla verità e leggere invece quello che è lo scoop del giorno, quello di cui non parla praticamente nessun altro giornale. Sì, 1 miliardo in 10 anni però sulla certe testate, l'Unione Europea foraggia giornali e TV perché incensino l'Europa. Allora, precisazione. La testata giornalistica Radio Libertà non riceve fondi da questi. In questo 1 miliardo non sono presenti fondi per la testata giornalistica Radio Libertà. Assolutamente. Quindi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, potete accusarci di tutti i difetti del mondo, ma almeno questo non ce l'abbiamo. Noi siamo qui senza fondi europei. A testa alta, A come si testa dice. alta, Un assolutamente. report svela l'ipocrisia, Bruxelles fa la morale sulla libertà di stampa e poi influenza l'informazione a suon di milioni. In Italia i beneficiati in particolare sono l'agenzia ANSA, il Sole 24 Ore e chissà come mai La la solita solita Repubblica. Repubblica. Articolo di Francesco Borgonovo, Gaz. Non c'è dubbio che gran parte della stampa italiana, soprattutto quella di tendenza progressista fino al pensiero prevalente, sia sinceramente europeista. Tuttavia qualche dubbio sulla buona fede dei media che quotidianamente celebrano le bellezze dell'Unione sorge quando si sfoglia il rapporto di Bruxelles Media Machine, firmato da Thomas Fasi, ricercatore indipendente e saggista, e pubblicato dal Matthias Corvinus Collegium. Leggendo la ricerca si apprende ad esempio che la Commissione europea e il Parlamento europeo erogano collettivamente quasi 80 milioni di euro l'anno. Allora, andiamo a leggere l'articolo vero e proprio, che ovviamente invitiamo tutti, come abbiamo detto prima, ad andare in edicola, acquistare il giornale cartaceo per Anche qui poterlo leggere tutto. viene infatti ripreso come nasce il consenso attorno all'Europa a suon di milioni finanziati tra gli altri da ANSA, RAI, Domani e Repubblica. 5.600.000 per ANSA, 2 milioni per RAI, esatto, facciamo vedere il 1.500.000 per il Sole 24 Ore, 190.000 per il gruppo Gedi, 180.000 per Cora Media, 180.000 per Internazionale, che pensavo non esistesse più. No, esatto. 100.000 per Domani. Ecco, questi sono i finanziamenti, il Domani, i beneficiari italiani di questi finanziamenti. Con tutto il rispetto per il Domani, possiamo andare a vedere, no, non lo facciamo per rispetto di questa testata, ma possiamo andare a vedere le quote vendute dal Domani? Cioè, secondo te supera le 2000 copie vendute? Ne dubito. Non lo so, Ecco. avrei qualche dubbio. Scommetterei piuttosto sulla sconfitta dell'Inter contro il Paris Saint-Germain di 5-0. Ecco, cioè, quindi c'è qualcosa che non va anche sull'attribuzione di questi fondi. Sì, evidentemente è non è un problema, però fa riflettere un attimo quanto questo consenso creato ad hoc influenzi poi le decisioni e anche le visioni dell'Europa che stiamo vivendo. Sì. No? No, che per carità, cioè all'ANSA li posso anche capire i fondi perché stiamo parlando di un'agenzia di stampa, li posso capire anche in parte per la RAI, quando si va a vedere il gruppo Gedi. Non voglio citare qualcuno, ma è sempre un mondo al contrario. Questo. Ecco. Anche nella rassegna stampa devi uscirtene con la tua frase abituale. Bisogna dire che viviamo in un mondo al contrario. Francesco Borgonovo quindi riprende questo articolo, questo approfondimento sui beneficiari italiani, sui finanziamenti dei media da parte dell'Unione Europea, e è preoccupante sicuramente, no? Sì. Perché non è normale che ottengano così tanti finanziamenti per influenzare poi delle scelte. Quando si parla di Unione Europea, quando si parla di elezioni, è chiaro che avendo una parte di giornali schierata e ben finanziata è anche difficile portare avanti
creare, diciamo, un dialogo sincero tra le diverse opinioni, tra le diverse parti, ma soprattutto un dialogo obiettivo come invece dovrebbe essere. Assolutamente. Poi qui si dice che a partire dal 2017, quindi commissione Juncker, la sola commissione ha erogato circa 40 milioni di euro a organi di informazione, in particolare emittenti pubbliche, agenzie di stampa e agenzie di comunicazione in tutta Europa, allo scopo di produrre migliaia di articoli, servizi radiofonici e trasmissioni televisive. Cioè, leggiamo bene questo perché fa venire la pelle d'oca, Sì. non in senso positivo. Volti a sensibilizzare i cittadini sui benefici della politica di coesione e a promuovere e favorire una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel sostenere tutte le regioni dell'UE. Cioè, tutte queste, quante righe sono? 6 righe, le posso riassumere in una sola parola che inizia con pro e finisce con paganda. Propaganda. Propaganda. Esatto. Cioè, poi loro la mettono giù come promuovere e favorire una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel sostenere tutte le ragioni dell'UE, però, insomma. E a proposito di propaganda, vogliamo collegarci un attimo con Greta Thunberg? Ah, certo. Ottimo, allora usciamo dalla verità e andiamo su un'altra testata molto importante, Su ossia Libero. l'Ottimo Libero. Su Libero è interessante un articolo su Greta Thunberg. Sapete che insieme ad altri attivisti hanno preso una barca a vela, diretti verso il Medio Oriente, in particolare verso Gaza, per portare i vari, insomma, per portare non si sa neanche che cosa, sinceramente. Non lo so, onestamente Però non so neanche cosa siano andati a fare la questi. cosa che fa un po' ridere è che poi adesso leggiamo l'articolo, però ha scattato delle foto che sembrano un po' il calendario della Pirelli quando lo ordini con Temu, no? Sì. Quindi uno si aspetta un calendario bello e invece ti ritrovi Greta Thunberg, 22 anni, svedese, la protagonista della missione del veliero Medellin diretto verso Gaza. L'ambientalista ispiratrice del Fridays for Future da qualche tempo è diventata attivista pro-Palestina, perché ha capito che il cambiamento climatico non va più di moda, adesso va un po' più di moda la Palestina. E allora, a bordo con lei ci sono altri 11 attivisti di diverse nazionalità. Greta si fa selfie in barca verso Gaza. Israele, ora basta. La Propal Thunberg è in missione diretta alla striscia con altri militanti intenzionati a sfidare il blocco. L'IDF avvisa, non può, e la sinistra accusa Meloni. Nel dubbio sempre. La sinistra, quando deve buttarsi nella mischia, si butta e accusa sempre a Meloni, che è sugli spalti a vedere la partita. Ti ricordi Don Camillo, che c'era l'onorevole Peppone in Parlamento che fascisti, che dorme, a un certo punto si sveglia sveglia nel dubbio e gli grida fascisti. Israele, per ragioni di sicurezza, è pronta a fermare la ciurma di Greta. L'ex ambientalista Thunberg, riciclatasi in attivista pro-PAL, è salpata il primo giorno da Catania sulla nave Medellin con 11 compagni. L'obiettivo è arrivare a Gaza e però ieri sera il portavoce dell'IDF, quindi le forze di difesa israeliane, ha stroncato gli entusiasmi dei naviganti. Israele infatti intende bloccare il Freedom Flotilla Coalition, di cui fa parte il veliero Medellin. In questi anni, ha spiegato il portavoce israeliano, abbiamo acquisito esperienze e agiremo di conseguenza. Prima della partenza e della raffica di selfie e video sorridenti, Greta era scoppiata in lacrime, ovviamente a favore di telecamere. Certo. Dobbiamo continuare a provare, dice lei, perché il momento in cui smettiamo di provarci è quello in cui perdiamo la nostra umanità. Quindi nel dubbio affitto un veliero, vado fino a Gaza, che ovviamente, ma anche lei lo sa che non può stare nelle acque vicino Gaza con un veliero così, con la bandiera della Palestina, tra l'altro, che sveglia, battente bandiera della Palestina. Lei si aspettava, lei si aspettava esattamente questo, l'alt, possiamo definirlo l'alt del governo israeliano, in modo tale che può dire: oh, guardate come sono cattivi che non mi permettono di venire qui a farmi selfie. Giustamente lei ha deciso di prendersi una settimana di ferie ferie da cosa? Ferie, non da so cosa? da cosa, non cioè, so da cosa, da cos'è qualcosa che fa?
farà qualcosa lei, non lo so, Cioè, lei immagino, non so neanche se sia gira il mondo. non so neanche se sia diplomata, visto che Vabbè, era sempre in sciopero per il ipotizziamo che clima. faccia qualcosa, si è presa una settimana di ferie a giugno, adesso che il tempo è bello, per Certo. navigare verso là, poi Non, piangere davanti alle telecamere. non a dicembre. Non a dicembre, No. ovviamente no. La missione, una vacanza di inizio estate, segue il viaggio del mese scorso, quando un'altra nave della flottiglia era stata danneggiata. Il gruppo ha accusato Israele di averla attaccata con droni, ma in vero provenivano dalla Grecia. Mayday, 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 vogliono affondare Greta Ecco. o Grecia. Vogliono bombardare la paladina dei Fridays for Future, che ogni venerdì hanno intasato le strade. Ci pare eccessivo. In ogni caso, per non sbagliarsi, ore prima che Israele comunicasse l'intenzione di fermare la crociera Thunberg, un dispaccio di Alleanza Verdi-Sinistra ha tirato in ballo il governo delle destre, ma non quello di Israele. Non si capisce come mai. E quale partito poteva mai tirare fuori un'argomentazione Alleanza del genere? Verdi-Sinistra regala sempre emozioni perché fa delle uscite che non c'entrano nulla. Beh, stiamo parlando del partito che più di tutti difende ultima generazione, quelli che vanno, come abbiamo detto, a bloccare le strade per tutti i loro motivi non meglio chiariti, ecco. Il 1 giugno ha informato l'europarlamentare Guarda, un elicottero della Marina Militare ha sorvolato a bassa quota la nave Medlin che salpava dal porto di Catania. È un fatto gravissimo e inquietante. Certo, Probabilmente certo. avrà avuto anche delle ragioni questo elicottero perché è di normale sorvolare. che un veliero sventoli bandiera palestinese e si diriga verso Gaza. Meloni e Crosetto devono spiegare, Certo. insomma, e poi riparte con la solita tiritera, colpa del governo Meloni fascista, eccetera, eccetera. Che dire, Bellissimo. è tutto fantastico, no? Tutto fantastico. Tutto fantastico. Allora, beh, Anche qui viene ripresa la notizia, anche i palestinesi d'Italia si oppongono alla piazzata, quello che dicevamo prima, no? Sì, sì. Il PD che da un lato condanna Israele, ma non troppo perché non sa bene quale tipo di elettorato accontentare, ma allo stesso tempo al suo interno ha esponenti che provengono dalle comunità ebraiche che certo, abbiamo citato minacciano di prima andare l'onorevole insieme Emanuele a Fiano. Calenda e Renzi che faranno Se una non prendono una manifestazione contro posizione. Israele. Esatto. No, che Quindi- abbiamo detto prima, una certa parte della sinistra, possiamo dire anche abbastanza maggioritaria, che dice non c'è nessun antisemitismo, è una cosa che dite voi della destra, voi sionisti, per difendere Israele a tutti i costi. Poi vedi la Schlein che se ne esce Così. con andiamo in piazza, però mi raccomando nessun gesto antisemita. Ma come lo negate e poi vedi gli appelli della Schlein così? Bah. Piccola parentesi sull'area Salis, che Ecco. tra un'occupazione e l'altra frigna, io perseguitata. Ma certo, Così viene ripreso ma dal certo. giornale, Ma anche da perché Libero. perché tra un po' ho sentito che all'Europarlamento ci sarà la votazione Esatto, sulla sua immunità. immunità. Infatti i colleghi che saranno chiamati a votare sulla mia immunità, dice la Salis, prima in commissione e poi in plenaria, decideranno anche del futuro dell'Europa. Ma certo, cioè Spiega umile Pier la Nucolanti, ragazza, Ilaria Salis, eurodeputata di AVS. Dovranno scegliere da che parte stare, assumersene tutta la responsabilità, con lo Stato di diritto e la democrazia o con il regime illiberale di Orban, che con il suo gruppo patrioti punta a imprimere una torsione autoritaria all'interno del continente. Si va verso la revoca dell'immunità. Ilaria, infatti, ai tempi degli scontri di Budapest, per cui accusata di lesioni, non era ancora deputata. Che dire, è una buona notizia. Certo che non è ancora deputata, è diventata deputata proprio per quelle lesioni, quindi Questa è una buona notizia da un punto di vista della giustizia. io perché dico, spero solo che la giustizia che sia, faccia il che sia suo europea, corso, faccia che il sia suo corso. ungherese, faccia il suo corso. Esatto. Ovviamente noi garantisti ci auguriamo che Ilaria Salis venga sì, ovviamente ovvio, palesemente così. definita innocente. Cosa vogliamo fare? Restiamo su Libero o torniamo magari un po' più sulla sinistra? Torniamo un po' a sinistra Torniamo un po' a per vedere sinistra. cosa dicono in quel mondo tutto strano e particolare della No. sinistra. No, ti dirò, mondo strano particolare, però c'è un articolo interessante su Repubblica. Allora, eccolo qua. Allora, assediati dalla plastica, il riciclo è un flop, siamo sotto il 10%. Ecco qua. L'ultima disperata speranza arriva dal Giappone. Nei laboratori del centro CEMS di Wako, non lontano da Tokyo, un gruppo di ricercatori
un secondo. Un gruppo di ricercatori ha appena annunciato di aver sviluppato una plastica in grado di risolversi nell'acqua in poche ore, ma la sua commercializzazione è ancora lontana. Quindi interessante. Insomma, le stanno provando un po' tutte per inventarsi dei nuovi, come si dice, dei nuovi materiali per cercare di ovviare Sì. al problema della diffusione della plastica negli oceani. Insomma, il focus principale è il fatto che il riciclo è un flop, siamo sotto il 10%, perché ogni anno l'umanità produce oltre 400 milioni di tonnellate di plastica, spesso da fonti fossili. Nel 1950 erano solo 2 milioni. Vabbè, insomma, l'umanità si è anche evoluta, si è evoluto lo stile di vita delle persone, il benessere, quindi lo vedo anche come una cosa normale. Solo meno del 10% viene effettivamente riciclato, almeno il 22% finisce o in ambiente o in discariche improprie. Finora nel mondo sono stati prodotti oltre 9 miliardi di tonnellate di plastica, l'80% dei rifiuti dispersi nel mar Mediterraneo è rappresentato dalla plastica. Quindi questo è interessante perché secondo me pone l'attenzione su un fatto diverso. Noi abbiamo parlato tanto del riciclo, è un discorso che un po' si può ricollegare anche ai termovalorizzatori, al fatto che ci sia una parte politica che dice dobbiamo puntare sulle rinnovabili e non su tecnologie alternative. È un po' lo stesso discorso. C'è una parte che parla di riciclo, che assolutamente è sacrosanto, però la ricerca scientifica, ho fatto il parallelo sul nucleare, anche in questo caso deve andare avanti, cioè se c'è la possibilità oltre al riciclo di sviluppare nuovi materiali che possono dissolversi da soli senza dover per forza passare da lì, è senza dubbio un qualcosa di positivo, no Gaz? Assolutamente sì, anche perché poi lo vediamo come in certe parti del mondo soprattutto la differenziata sia difficile da Ah beh, fare, certo, quindi certo. Su questo dobbiamo dire che l'Italia è ai primi no, posti in ma anche in Europa. generale l'Europa rispetto ad altri continenti, ad altri paesi, è il fiore all'occhiello sotto questo punto di vista. Poi questo può sicuramente rappresentare una bella soluzione per evitare di inquinare ulteriormente l'ambiente ed evitare allo stesso tempo però di mandare in crisi le tante aziende che quindi posti di lavoro che Certo, certo, producono la assolutamente. plastica Pensiamo per anche gli alla usi plastic tax necessari, dell'Unione plastic Europea che dovrebbe tax, entrare in tax eccetera, vigore. esatto. Benissimo, allora abbiamo finito il tempo a nostra disposizione per questo blocco, noi vi lasciamo adesso con Qui Parlamento e ci rivediamo dopo con l'ultimo blocco di questa nostra rassegna stampa. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci con la rassegna stampa, qui con voi, per chi si fosse collegato sempre adesso, Matteo Gazzoli insieme a Marco Rubeo. Buongiorno a tutti, sono le 9:15 circa 9:13 per essere precisi, del 5 giugno 2025. Continuiamo con la rassegna stampa, adesso parliamo un po' di cronaca, no? Il Corriere della Sera fa l'intervista a Rita Poggi, la madre di Chiara Poggi, e titola: mia figlia non aveva amanti, basta infangare il suo nome, l'ha uccisa Alberto. Lo sfogo della madre, segreti gialli, falsità, mi sento sfinita. Lei non può difendersi. Insomma, si torna ancora sulla vicenda Garlasco. Si torna su questa vicenda dove, lo ricordiamo, un breve recap di quello che sta succedendo: sono riaperte le indagini e ci sono molti indizi che non tornano. Sì, sulla colpevolezza di Stasi. Sulla colpevolezza di Stasi ne abbiamo parlato anche un po' ieri nella rassegna stampa di ieri, dove abbiamo evidenziato un po' che sia in questo caso, ma anche in tanti altri casi magari meno eclatanti, molte volte c'è questa fretta da parte della magistratura di chiudere delle indagini, di trovare a tutti i costi un colpevole il prima possibile e diciamo non rispettando neanche quello che è il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio che c'è nei procedimenti penali, però in questo modo vai a rovinare delle vite, in questo caso forse è sempre in dubbio la rovinata sicuramente a Stasi, però come è capitato adesso potrebbe capitare nei confronti anche di qualsiasi altro cittadino
che magari non ha commesso nessun reato, ma Certo. intanto si ritrova dietro le sbarre. Non sappiamo come andrà a finire, chiaramente, No, però certo, ovviamente noi non ci esprimiamo anche per leggiamo un po' rispetto. l'intervista, che cosa dice. Avevamo deciso di non dire più niente, ma quando ho sentito quelle parole in TV non ci ho dormito tutta notte. Stavolta non potevo farla passare, quando è troppo è troppo. Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi, ieri mattina ha aperto la porta ed è andata incontro ai giornalisti che stazionano da settimane davanti alla sua casa di via Pascoli a Garlasco. Accanto a lei suo marito Giuseppe. È vergognoso, squallido, scandisce la voce di Rita davanti ai microfoni. Si fanno illazioni su mia figlia che non si può difendere. Siamo disgustati da quel che dicono nei vari programmi televisivi, sui social, sui giornali. È arrivato il momento di dire basta, non tollereremo più che si infanghi la memoria di Chiara. Al telefono, nel pomeriggio, le sue prime parole sono queste: guardi, mi creda, sono così stanca di ascoltare e leggere di segreti, di gialli, di intrecci assurdi, di amanti, di falsità. Le giuro che non ne possiamo proprio più. Oggi mi sono rivista in TV e ho visto una donna sfinita con 1000 rughe dopo 18 anni di una sofferenza indicibile. E qui si torna anche a un tema importante di cui abbiamo parlato anche ieri, di come a volte la stampa si accanisce sui familiari maniera delle eccessiva, vittime, sui familiari delle vittime. Guarda, io, cioè, per citare un caso recente, a Senago da noi c'è stato il femminicidio di Giulia Tramontano Esatto. 2 anni fa, e noi senaghesi in quelle 2 settimane ne abbiamo viste di ogni, cioè gente che veniva fermata per la strada anche con una certa violenza dai giornalisti che volevano a tutti i costi che qualcuno si inventasse una dichiarazione da passare nel vario servizio della Rai o via dicendo. Quindi, cioè, è assolutamente comprensibile questa reazione Sì, della sì, lo madre. sfogo sicuramente. Poi, nell'intervista di Giusy Fasano alla mamma di Chiara Poggi, viene chiesto quali sono le parole che l'hanno fatta infuriare. Quelle che insinuavano che Chiara avesse un amante, un uomo di Garlasco, mi pare che abbiano detto. Gossip della peggior specie, senza ritegno. Quando finirà tutto questo? Ecco, un altro fatto interessante, ora io personalmente non seguo moltissimo la cronaca nera, non mi appassiona più di tanto, però perché ogni volta che ci sono delle vicende di cronaca nera devono sempre crearsi queste sottotrame, tra virgolette, concedetemi il termine, tra virgolette sessuali? Cioè, perché ci deve essere sempre un amante, dei figli illegittimi? Non lo so, però Cioè, alla gente piace il gossip, questo alla lo gente piace sappiamo. il gossip, ma un conto sono le indagini che fanno i giornali, e io quelle lì Certo. non le prenderei neanche in considerazione, perché molte volte è più gossip che No, le altro indagini le deve e fare la va giustizia. I giornali devono riportare esatto, fedelmente esatto, quelle che sono esatto. gli E sviluppi. va anche a danneggiare un po' quelle che sono le indagini della magistratura in corso. Un Certo. altro discorso sono invece le indagini della magistratura. È vero che le indagini fatte dalla procura 18 anni fa evidentemente non sono state fatte così come dovevano essere fatte. Evidentemente c'è stato qualcosa che non è andato per il verso giusto, ci sono state le interviste anche al primo giudice che aveva dichiarato innocente Stasi, e poi gli han tolto il caso. Insomma, ci sono stati un po' di episodi che non tornano, però comunque io rimango dell'idea che nonostante tutto le indagini debba fare la magistratura e non i Ma certo, giornali, i certo. salotti I saloti televisivi salotti soprattutto, che sono televisivi ancora peggio che dei poi giornali. alimentano Quella è proprio la spettacolarizzazione. questi gossip che continuano ad esserci, che non fanno del bene a nessuno. Temo che il Garlasco Show sia ancora a lungo, incalza l'intervistatrice che infatti, cioè, parla di Garlasco Show. Sì, sì. Come c'è stato la Vetrana Show, come c'è stato il Massimo Bossetti Show, Ma Brembate, Brembate, certo, come c'è stato Stragi di Erba, Rose Olindo Show. E infatti la mamma risponde: ma io dico, non si vergognano neanche un po'? Ma sanno chi hanno davanti? Chiara è una ragazza pulita, semplice, non si devono permettere di infangare il suo nome perché voglio ricordare a tutti che mia figlia è morta, è stata uccisa, lei è la vittima, anche se molti se lo sono dimenticato, e fa schifo leggere di lei come di una ragazza che aveva chissà quali segreti, sentire che aveva 2 telefoni, che aveva un amante, appunto, vedere gente che non sa niente e interpreta i suoi messaggi. Guardi, è diventato tutto troppo.
Ecco, questa cosa dei 2 telefoni anche qui è un po' come la pista sessuale, tra virgolette, ritorna fuori molto spesso nelle vicende sì. giudiziarie. È il risultato della nuova inchiesta su Andrea è il risultato della nuova inchiesta su Andrea Sempio? Noi lo abbiamo sempre detto, se vogliono indagare, approfondire, facciano pure, ci mancherebbe, ma noi, lo ripeto ancora una volta, siamo certi che la verità sia stata scritta con la sentenza di condanna di Alberto Stasi. Lui ha ucciso Chiara, è tutto provato. Allora, adesso, col massimo rispetto per i familiari delle vittime, chi è innocente e chi no deve essere sempre stabilito dalla giustizia. Poi ovviamente ognuno ha il diritto sacrosanto di farsi la sua idea, però E se vengono riaperti dei e se procedimenti già conclusi, un motivo c'è, vuol dire che non è così a caso che esatto, avviene il tutto. Va bene. esatto. Poi ovviamente la voglia dei familiari delle vittime, soprattutto dei genitori, di ottenere giustizia è qualcosa che non si può andare a discutere, cioè ovviamente le nostre mamme, i nostri genitori in quella situazione non sappiamo come potrebbero reagire, quindi ci mancherebbe, Sì. massimo rispetto. Gli innocentisti sono cresciuti da quando è esplosa l'inchiesta della pista alternativa su Sempio. Con tutto quel che dicono e quel che la gente prende per buono, è chiaro che in tutto questo contribuisce a ripulire l'immagine di Stasi, non per noi. Cioè loro rimangono sulla loro idea. Stasi è il colpevole. Dal loro punto di vista è anche comprensibile. Ma Cioè, certo. non me la sento nemmeno di... non dobbiamo giudicare sicuramente come... Poi se la vogliamo cosa guardare anche dal sentire. punto di vista psicologico, forse è anche più confortante per loro Certo, sapere che c'è un che è chiuso, che c'è perché un il caso è chiuso, si sentono in colpevole. pace. Esatto. Io penso che i familiari delle vittime vogliano giustizia, la vogliono il prima possibile, quindi si sentano anche confortati nel momento in Sì, cui hanno sì. la certezza che chi sia Piuttosto l'autore. che un'incertezza è meglio la certezza. Lei guarda le trasmissioni su Garlasco, legge gli articoli, non tutto, ma è anche impossibile non farlo. Da mattina a sera c'è Garlasco ovunque. È come se Chiara fosse stata uccisa pochi giorni fa, non 18 anni fa. Si rifà tutto da capo, tutto. Le impronte, le testimonianze, le intercettazioni, le troupe davanti a casa, le chiacchiere di paese. Anche le mie nipoti Stefania e Paola. Le attaccano in continuazione, cose esagerate, ingiuste, attacchi gratuiti. Sui social attaccano anche lei, suo marito e suo figlio Marco. Vogliono a tutti i costi tirare in ballo Marco, risponde la madre. C'è chi vede con sospetto perfino il suo silenzio. Ma perché deve dire per forza qualcosa? Io non guardo i social, ma mio marito ha imparato a farlo. C'è gente che mette sotto accusa noi. Non ho più nemmeno parole per descrivere che cosa si può provare davanti a certi commenti. Vedono misteri dappertutto, vogliono parlare della famosa borsetta di Chiara misteriosamente rubata. Non era stata rubata, ma no. Insomma, qua si continua con la lettura di quest'articolo. Vabbè, direi che comunque una quadra ce la siamo fatta. La famiglia è stanca, soprattutto la madre è stanca, continua a sostenere l'innocenza di Stasi e vediamo adesso con la riapertura di questo caso dove queste nuove indagini andranno a finire, ecco. Esatto, andiamo in conclusione con la Sì. pagina sportiva, no? Dai, io come risaputo dello sport non ne so assolutamente nulla. Quindi no, per lo sport andiamo, cosa vogliamo andare? Per lo Restiamo sul sport, Corriere, andiamo su Repubblica. ma è uguale, va bene anche Corriere della Repubblica, tanto parlano più o meno delle stesse cose, cioè Ok. sembra quasi un copia e incolla molto spesso. Allora andiamo a pagina 58 del Partendo Corriere. dal Corriere, Sinner e Musetti Parigi, momento d'oro, domani il numero 1 del tennis sfida Djokovic, Lorenzo all'assalto di Alcaraz. La rivoluzione siamo noi, 65 anni dopo Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola in semifinale a Roland Garros, Yannick Sinner e Lorenzo Musetti sono il nostro maggio francese esportato sulle rive droite a casa loro, dai cugini che non si incazzano solo perché sono troppo distratti da Lois Boisson per invidiarci les italiens. Il francese proprio sono un po' in difficoltà, lo ammetto. Vestono di blu e di verde, Sinner si porta dietro le carote, Musetti una seconda
creature in arrivo. Hanno 46 anni in due e sono la punta di un movimento che ha generato 2 top 10 e 9 top 100. Nouvelle Vogue dicono da Bug, Bug, Gaz. dicono da Non queste conosci Godard? parti, no, ammetto. Nouvelle Vague. A noi piace chiamarli Yannick e Lorenzo e quando proponi che si guardino riflessi nello specchio non si tirano indietro. Vorrei rubargli tanti colpi perché ha una mano incredibile, lo slice, i cambi di traiettoria e velocità, un fisico fortissimo, dice il re altoatesino del ranking. Fuori dal campo ha fatto scelte diverse dalle mie ma che gli hanno fatto bene. Ha trovato una stabilità che si riflette nei risultati. Lui rincarna la perfezione di questo sport sotto ogni punto di vista: mentalità, atteggiamento da campione, gioco. Risponde il toscano alla page numero 6 da lunedì. Se Musetti aveva fornito la sua prova di maturità con Tiafoe, non sono stati certo i lampi intermittenti di un russo attirato dal Tenje del Kazakistan alla cercare Sinner. Bublik serio come un clown che non piange mai, snaturato. È così il kazako che teorizza il senso del tennis unicamente come metodo per far soldi. Ha provato ad affrontare il numero uno spacciandosi per ciò che non è. È incostante, però ha un talento pazzesco, concede Yannick, insieme all'onore delle armi. La macchina perfetta non teme i bachi del sistema, completa la pratica Bublik in 3 set, annullando 2 palle break al settimo game del primo e aumentando un giro nel secondo. Quando la sfida in pari diventa una partita, una grande partita, senza far deragliare il corso naturale delle cose. Posso permettermi di dire Sì. che da totale ignorante non ho capito nulla di quanto hai appena letto negli ultimi 2 minuti. Il tennis non è per tutti. No, il tennis non è per E tutti. diciamo che è una giornata storica, per fare un po' la sintesi. È una giornata storica perché ci sono 2 tennisti italiani che si sfideranno dopo anni e anni. Però visto che non hai capito nulla di tennis, andiamo al calcio, che forse Sì, ne è più capisco ancora meno, comprensibile. però Forse vabbè. è più comprensibile per Sicuramente tutti. è più comprensibile, è più nazional popolare È più come nazional popolare. Abbiam visto ieri Simone Inzaghi con il suo procuratore Pastorello e il figlio Tommaso andare all'Al Hilal a Riyadh in Arabia Saudita a firmare il nuovo contratto che lo legherà con un monte ingaggi pazzesco, perché diventerà l'allenatore più pagato attualmente del mondo, con 25 milioni di euro a stagione, che sono una cifra enorme. Poi considerando uno che di fatto non è che abbia vinto, ha fatto benissimo, perché comunque all'Inter sicuramente ha fatto benissimo, anche se qualche finale in più poteva portarla a casa, però non ha vinto come magari ha vinto Guardiola, come magari han vinto altri allenatori, Luis Enrique, eppure diventa così l'allenatore più pagato del mondo. Vuol dire del che mondo. potrebbe finalmente permettersi un monolocale in periferia di Milano. Penso di sì, magari in zona Corvetto, In zona Corvetto. Corteggiara, sì. Qua Dafori già no, già siamo su Però cifre il troppo suo basse. addio, che dalle voci di corridoio si dice che già avesse annunciato ai giocatori prima della finale di Champions League, e questo magari ha influenzato anche la partita disastrosa dell'Inter in finale. Il suo addio quasi un po' improvviso, per come ce la raccontano, ha creato non pochi problemi alla società, che adesso deve rimpiazzare l'allenatore, anche perché tra qualche giorno inizierà il mondiale per club negli Stati Uniti, quindi dove tra l'altro Simone Inzaghi parteciperà con la sua nuova squadra. Quindi che si chiama? l'Al Hilal. Al Hilal. Una delle squadre di Riyadh e in Arabia Saudita. Quindi tolto Inzaghi, è andato via Inzaghi, rimangono in pole Cesc Fabregas, è l'allenatore del Como, Christian Chivu e Patrick Vieira, oltre che De Zerbi, secondo alcuni rumors. Diciamo che Fabregas è la pista più accreditata, anche se ieri sera ha smentito la sua intenzione di andare all'Inter, però a quanto pare si è riaperta la pista nonostante la smentita sua, nonostante la smentita anche del presidente del Como. Potrebbe esserci qualcosa
in ballo. Ok, devo dire che Tant'è che qua ci ho capito un po' di più. ci hai Ecco. capito di più. Fabregas, infatti, titola il Corriere, è l'ora del braccio di ferro. Marotta, supereremo l'imprevisto. Il Como decide di trattenere il tecnico, ma l'Inter non si arrende. Ausili in missione a Londra. E con questa Benissimo, notizia, in attesa ragazzi. di sapere cosa succederà, siamo arrivati alla fine della rassegna stampa. Noi ci rivediamo, io, Gaz e quell'altro pazzo di Vittorio e le Donne, lunedì alle 17 con i Barbari Eleganti, come sempre, la nostra trasmissione. Ringraziamo la redazione di Radio Libertà per averci dato l'opportunità di fare questa rassegna stampa in questi primi 2 giorni. È stata una bella esperienza, speriamo che sia stata gradita anche ai nostri ascoltatori e salutiamo Antonino, che domani mattina dovrebbe tornare per la sua rassegna stampa, che sarà sicuramente più professionale e meglio gestita della nostra. Bene, ringraziamo i nostri ascoltatori, quindi come detto vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Adesso cosa abbiamo in palinsesto? Liberamente, variazione scorribande del direttore Giovanni Sallusti, che salutiamo, e insomma alla prossima e grazie per averci seguito. Avete ascoltato la rassegna stampa.